Ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina non possiamo non parlare del caso Garlasco, che ormai è un caso che coincide con un buco nero della coscienza collettiva, no? Delle poche certezze che abbiamo, reputiamo di avere sul diritto, la giustizia e altri, come dire, costrutti non irrilevanti per la convivenza civile. Comunque la cronaca anzitutto, ieri come saprete tutti, perché è stato dato ovviamente anche ampio risalto mediatico e televisivo, era il giorno della conclusione dell'incidente probatorio della nuova indagine che vede come indagato Andrea Sempio. Un incidente probatorio che si è appunto trascinato per molti mesi. Ieri c'è stata la presenza in udienza di Alberto Stasi come parte interessata e mi sento di dire che se ne pensi sul caso Garlasco, che Alberto Stasi sia parte interessata rispetto agli sviluppi di una nuova indagine che metterebbe in discussione le certezze acquisite dalla sentenza, beh insomma mi sembra un'ovvietà. I risultati di questo incidente probatorio, diciamo che come ha detto ieri uno dei due avvocati di Stasi, Giada Bocellai, che segue il caso dall'inizio, ieri è acquisita ufficialmente la certezza che sulla scena del delitto, sul corpo della povera Chiara Poggi, non c'è DNA di Alberto Stasi. E questo è un elemento di cronaca, poi seguiranno considerazioni. Fa parte delle conclusioni della perita Denise Albani, conclusioni le quali riportano anche invece che sul corpo della vittima è stato trovato DNA che sarebbe da 476 a 2153 volte più probabilmente di Andrea Sempio che di chiunque altro. Bisogna aggiungere che la stessa perizia dell'Albani dice che non è in grado definitivamente di stabilire come queste tracce genetiche siano arrivate sulle unghie di Chiara, sopra, sotto, per contatto diretto o indiretto, ed è uno dei tasti su cui legittimamente immaginiamo premerà la difesa di Sempio, che infatti ieri da questo punto di vista si è dichiarata soddisfatta, perché potrebbe essere un DNA da contatto, perché Sempio frequentava la casa dei Poggi in quanto amico di Marco e via dicendo, anche se bisogna ricordare che queste tracce di DNA sono sulle dita di due mani diverse da Chiara, quindi parleremo di due contatti, non uno. Ma in ogni caso, ovviamente, questa cosa va sempre chiarita, non bisogna replicare con l'attuale indagato le storture che si sono viste in tutta, diciamo, il percorso di inchiesta giudiziario su Alberto Stasi, cioè non solo Andrea Sempio ovviamente innocente fino a prova contraria, non c'è nemmeno oggi il rinvio a giudizio, e quindi la pars construens, diciamo, della nuova inchiesta è proprio agli albori, cioè è finito solo l'incidente probatorio, questo è. Viceversa però, scusate, la pars destruens, la parte che distrugge la sentenza definitiva su Alberto Stasi, da un punto di vista logico comincia a essere devastante, perché mettiamo in fila solo gli elementi più clamorosi. Da ieri quindi si può dire non c'è il DNA di Stasi, quindi il DNA del condannato per l'omicidio di Chiara Poggi non c'è, non c'è mai stato, non è mai stato trovato il movente di Alberto Stasi, una cosa non totalmente irrilevante, capite, no? Se un ventenne, poco più che ventenne, che si stava per laureare massacra la fidanzata in quella mattanza orrenda che è avvenuta in quella casa, non è così irrilevante che non si sia trovato un movente. Aggiungeteci la questione della tempistica, per cui, come è noto, l'allarme di Casa Poggi viene staccato alle 9:12, Stasi alle 9:36 davanti al computer, quindi ha un lasso di tempo per entrare, commettere la mattanza, lavarsi integralmente senza lasciare tracce clamorose in giro, uscire, tornare a casa, non essere visto da nessuno, rimettersi al computer, un lasso di tempo che probabilmente uno tendenzialmente associa a un killer professionista dell''ndrangheta, no? Non a un bocconiano diciamo tendenzialmente ventenne. Sono poi gli documentati, anzi sempre in via di aggiornamento, errori della inchiesta, della prima inchiesta, quella su Stasi, che ormai hanno superato abbondantemente i 50. C'è
quella dicitura che compare nella sentenza di condanna in Cassazione, per cui l'andamento dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi fu senz'altro non limpido, caratterizzato anche da errori e superficialità, e già questo ci pare insinuare di per sé quella cosa che si chiama ragionevole dubbio, che è un tarlo che comincia a rodere ampiamente le presunte certezze su questo caso, e che è una precondizione prevista dal codice per condannare, oltre ogni ragionevole dubbio. E a questo proposito c'è la famosa immagine del giudice di primo grado Vitelli che assolse Stasi, perché Stasi è stato assolto in primo grado, assolto in secondo grado. Il PG in Cassazione chiese l'assoluzione e invece la Cassazione condannò. Anche questa è tutta legna per il fuoco tragico del ragionevole dubbio, ma comunque il giudice che lo assolse in primo grado, Vitelli, ha detto anche in TV recentemente che se non ci sono certezze inoppugnabili, per dire il DNA al movente, tanto per dire, no? Il giudice se deve scommettere, non può scommettere sulla colpevolezza dell'imputato, perché se non c'è la certezza che tu sei in un terreno oltre ogni ragionevole dubbio, se scommetti in quel senso e perdi, tu perdi la vita di un uomo. Capite che oggi, di fronte ai nuovi sviluppi, di fronte alla chiusura dell'incidente probatorio, fatto salvo il totale garantismo che coinvolge il nuovo indagato, rimbomba drammaticamente la questione del ragionevole dubbio e non si capisce davvero perché questo, allora ragazzo, ora uomo, sia ancora in carcere. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché a breve arriva la nostra intervista settimanale.